Va ora in onda Potere al Popolo. Oggi comincio proprio su bianco e chiedo al regista Lorenzo di fare un primo piano a questa locandina. Sto mostrando chi mi guarda su canale. Ma come sto anche bene, però. Il faccione di Sammy Varinone, chi mi guarda sul 252 sui social, e di fianco a me la locandina, il volantino di Matteo Salvini in versione Wanted, colpevole di aver difeso l'Italia. Sono figo, no, nel senso che sto bene con questo volantino di fianco. Grazie Lorenzo. Di dietro c'è scritto: ci vediamo a Pontida domenica 6 ottobre ore 10 a testa alta e senza paura. E poi, tanto per chi non lo sapesse, l'articolo 52 della nostra Costituzione, che qualcuno insomma l'avrà anche fatta. Adesso tutti fanno finta che non esista. L'articolo 52 della Costituzione: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Hashtag io sto con Salvini. E voi popolo di Radio Libertà conquistate, come va? Santa polenta, santa, va male, va malissimo questa cosa. Io ieri presagivo, mago Varin, ve l'ho detto, tanto non ce la fanno a raccogliere firme, no? Non ce la fanno se dovevano raccoglierle fisicamente, ma questi di sinistra sono diventati scansafatica. Ragazzi, chi era quel magistrato che parlava in un modo, sembrava proprio che non ci avesse voglia? C'hai quei magistrati, non ve lo dico chi era, già abbiamo qualche problemino, dici. Questi non fanno più neanche la fatica di andare a cercare le firme. Ancora i vecchietti dell'Anci quest'estate, mentre mangiavi la pasta asciutta antifascista, ti mettevano lì il fogliettino da firmare del referendum contro l'autonomia differenziata. Bravi vecchietti dell'Anci, ma che bravi! Adesso vai sul sito, come si chiamerà, Abradir. Se vai sul sito Abradir puoi firmare per dare la cittadinanza italiana anticipata ad Abradir. Vai sul sito. Sto piangendo, piango, rido, non so neanch'io. Però ce l'hanno fatta in 20 giorni, 500.000 firme, se neanche Vanna Marchi, digitali. 500.000 firme digitali grazie ai ben pensanti al caviale, da Zero Calcare a Gali, ad altri fighettini che sono messi la magliettina, guarda che bello con la magliettina, per far avere in anticipo la cittadinanza italiana ai poveri migranti che altrimenti dovevano aspettare 10 anni. E che siamo tutti lì a dire: ma qual è la differenza? I concorsi non possono partecipare ai concorsi, capisci la differenza? I ragazzini, i bambinetti, ormai è tutto un magna, per cui li fanno partecipare ai concorsi già a 5-6 anni, in modo che quando diventano maggiorenni subito alle poste, tutti neri, negritudinis. Ok, faccio finta di niente, mi fermo, vi do il buon pomeriggio. Sammy Varin, Potere al Popolo. Tra poco apriamo le linee e sono cavoli vostri. Subito la canzone indipendente di una giovanissima da Lecce, 4º anno liceo scientifico, ma anche canto, danza, teatro e musical. Una cover storica di Britney Spears, Silvia Carrino con Baby One More Time.
È una delle canzoni più famose tra quelle recenti, degli ultimi anni. Baby One More Time, storico pezzo di Britney Spears ricantato da Silvia Carrino da Lecce. Ci abbiamo anche un suo saluto. Aspetta che schiaccio, senti. Ciao, io sono Silvia Carrino, questa è la mia cover e presto ce ne sarà anche un'altra. Ho scelto Baby One More Time perché anche la cantante di questa hit aveva solo 16 anni come me e spero mi porti tanta fortuna. Un abbraccio enorme e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Ma che gentile, grazie Silvia Carrino da Lecce, signori, giovanissima, ma d'altronde lo sapete, ascoltando Sammy Varin io i cantantoni non ve li passo assolutamente, così come le informazioni che vi do io sono tutte controinformazioni, non dirò mai quello che trovate sui soliti giornaloni, o se lo dico per farvi arrabbiare. Ma per fortuna qua di fianco a me c'è chi ci dà il là e fa scoppiettare i primi petardi a proposito di controinformazione, perché c'è un sito che si chiama radiolibertà.net, quello della nostra radio, che è coordinato proprio da Beppe Braga. Buongiorno a voi, buongiorno Sammy, ciao. Come va? Tu sei più allegro, vedi? Come sempre. Sì. Io sono tristissimo. Ma perché? Perché sta cosa che sono riusciti a prendere 500.000 firme così, dai, firma tutto sul sito. Cioè adesso non si fa più neanche la fatica, capito, di scendere in piazza, il banchetto, e arrivano poi quelli del centro sociale, ti rovesciano tutto, meglio non rischiare, ma tanto sono loro quelli del centro sociale, e quindi si sono beccati 500.000 firme per cambiare la legge sulla cittadinanza. E quindi sono triste, ti dico, mi sono confessano con te. Ecco. Hai fatto bene. Io sono un ottimo confessore, un silenzioso confessore. Posso essere assolto? Non c'è la soluzione. Io sono colpevole. Faccio vedere il volantino di Matteo Salvini. Colpevole anche io, anche voi. Questo lo trovate proprio, se ancora il prossimo weekend cercate un gazebo della Lega in tutte le città d'Italia. Li distribuiamo a gogo. E questa è roba da collezione, perché volantino con scritto wanted, ma non è neanche volantino, è proprio plastificato, figata, questo da tenere sul comodino. Io infatti me lo metto sul comodino. Bene. E lo so che è difficile poi un incipit dopo tutte le cavolate che ho sparato, è difficilissimo, guarda, però hai scelto di venire di fianco a me e a darci qualche notizia seria, e quindi è un passo che devi fare. Per me è un onore e un piacere. È un onore mio, lo sai. Siamo anche compagni di banco. Compagni in senso buono, certo. Ma mi metti sempre in difficoltà. No, in senso buono, perché sono io che ho questa deviazione. No, vabbè, dai, oggi abbiamo un po' di nazionale e di internazionale mischiati. Partiamo con l'internazionale. Dai, sul sito di Radio Libertà, signori, dove c'è controinformazione pura allo stato fisico, la toccate e godete mentre la toccate. Allora, una riflessione che facciamo come Radio Libertà e come direttore Giovanni Sallusti è che oggi, se c'è una persona in questo momento che, guardando alla cronaca, può come dire, intervenire in maniera fattiva per interrompere questa escalation di violenza che è in atto in questo momento in Medio Oriente e che è anche in atto in Ucraina, come già sappiamo, questo è Donald Trump. E chiunque tenga la pace e la salvaguardia del mondo libero avrà già capito che Donald Trump, soprattutto per quello che ha già mostrato di poter fare, di saper fare, è l'uomo che noi dovremmo desiderare tutti quanti alla Casa Bianca. E questa è una riflessione che travalica il personaggio di Trump, no? Le sue traiettorie personali, quelle imprenditoriali, le sue sbavature linguistiche, piacere, può non piacere, il suo modo di fare campagna elettorale, può piacere o non piacere. Però resta un fatto che, spurgato da tutti questi elementi, che sono quelli a cui poi fra l'altro si aggrappa il mainstream di sinistra, che oltretutto sono l'unica cosa a cui si può aggrappare, e noi sappiamo che il Medio Oriente è in bilico sulla guerra totale in questo momento, no? Fra Israele e Hezbollah,
E come? E per quanto i giornaloni li mettono sullo stesso piano come guerra fra 2 eserciti o fra 2 paesi, la verità è un'altra, è che Israele è un paese, Hezbollah è un gruppo di terroristi, oltretutto nati, fra l'altro nell'82, per mano dell'Iran e tuttora foraggiati dall'Iran con lo scopo preciso di cancellare Israele dalla faccia della terra. Che Quindi non è poi una cosa in tutta appunto questa tanto equivalenza carina. non è che la si possa vedere, ecco. Ora, attualmente in tempi moderni Trump è il presidente statunitense che ha tutelato più di ogni altro Israele. Perché non solo ha fatto l'atto simbolico di portare l'ambasciata americana a Gerusalemme, e gli atti simbolici hanno la loro importanza anche nel Medio Oriente, ma è quello che ha contrastato e interrotto la follia dell'accordo nucleare con l'Iran. E l'Iran è il vero architetto del 7 ottobre, siamo sempre ancora lì, perché, l'Iran guida la mano di Hezbollah, ma non solo, ma anche quella di Hamas e quella degli Houthi, che sono i 3 gruppi terroristici in questo momento più attivi, no, sul fronte mediorientale. Perfino Joe Biden all'ultimo momento si è svegliato su questa cosa qua. Ieri nel discorso all'ONU ha detto: "Non bisogna assolutamente fare in modo che, l'Iran abbia la bomba atomica". Ora, Donald Trump è anche quello che ha fatto gli accordi di Abramo, è il fautore degli accordi di Abramo, che è stato un capolavoro diplomatico, talmente ben strutturato che sono validi tuttora, no, sono gli accordi, di un patto esplicito di collaborazione, sia strategica che commerciale, con vari stati del Golfo, no, di ispirazione sunnita, i quali stati del Golfo e con un patto implicito, non esplicito, con l'Arabia Saudita. Il risultato alla fine è che tutti questi paesi, musulmani non solo non stanno incendiando la retorica, non stanno minimamente incendiando la retorica anti-israeliana, anzi, e non hanno risposto alla chiamata alle armi dell'Islam, sciita contro la cosiddetta entità sionista, no, e sotto sotto sono quelli che sperano che alla fine Israele riesca a farla finita con quest'asse, di cosiddetta resistenza fantomatica che è, composto da questi 3 gruppi di terroristi, come abbiamo detto, cioè Hamas, Houthi e Hezbollah. C'è E qualcuno che tifa perché Israele sta facendo un po' il lavoro sporco, ecco, che molti vorrebbero fare, sì, ma ma che addirittura l'intelligence saudita collabora con Israele quando vengono lanciati dei missili contro il paese. Insomma, sta di fatto che, noi dobbiamo anche tenere conto che le crisi mediorientali non è che non c'entrino con noi c'entrano molto, perché quello è il calderone dove, ribolle, no, la violenza che anticipa le tensioni globali. E oltretutto dobbiam tenere conto che in Medio Oriente Israele è l'unica democrazia ed è la prima trincea occidentale. Quindi il fatto che Trump torni alla Casa Bianca conviene a tutti, ma anche sotto un altro profilo, sotto quello del, conflitto, fra, Russia e Ucraina. Perché per quanto l'abbia detto con semplificazione anche eccentrica, ha detto: "Se io tornerò presidente in un pugno di giorni farò finire la guerra". Non sarà un pugno di giorni, però una cosa è certa, che quando, è stato lui presidente nei suoi 4 anni Putin non ha mosso un dito, non ha mosso un carro armato, non ha aggredito nessuno. Quindi quando, fa questa promessa la fa sapendo che il suo metodo, che è quello che ha già dimostrato nei 4 anni, è negoziare sempre con tutti, ma è un tipo di negoziazione che, avviene facendo sempre molto ben presente che alle spalle di Trump c'è la potenza americana, quindi è una forza di deterrenza enorme, no, e infatti questo sistema ha tenuto calmi tutti i satrapi e i paesi canaglia, ecco. Quindi, quello dove immaginiamo che Trump voglia arrivare a una soluzione negoziale, facendosi ovviamente forte della potenza americana. Quindi alla fine quello che, noi auspichiamo tutti quanti e come chiunque probabilmente abbia un po' di sale in zucca, è che, Trump, diventi presidente degli Stati Uniti. E questo qui è la spiegazione della, nostra apertura di questa mattina. l'ultima chiamata per l'Occidente si chiama Trump. L'editoriale del nostro direttore Giovanni Saluzzi lo trovate proprio in apertura sul sito radiolibertà.net. Fra l'altro ricordiamo a proposito de questa connessione fra l'Italia e gli Stati Uniti che, la nostra Giorgia Meloni è stata premiata, da Elon Musk, no, per il Global Citizen Award del 2024.
E ovviamente i giornaloni si sono messi subito a fare la caricatura, hanno picchiato sulla caricatura di Musk che già stanno facendo da tempo, no? Un estremista, un razzista, Non paga le tasse. è bieco, violento, no? Che insidia le libertà democratiche dell'Occidente. In realtà Musk è stato scelto perché chi vince il premio può scegliere chi glielo deve consegnare, quindi è stata Giorgia Meloni a decidere che Elon Musk, a chiedere che Elon Musk fosse colui che gliel'avrebbe consegnato. E questa è diventata una specie di arma molto spuntata, ecco, nei confronti del nostro capo del governo. Anche perché Musk è riconosciuto da tutti, e soprattutto è piuttosto evidente che Musk appartiene a quella breve, piccola genia di persone che cambiano il mondo, no? Che riescono ad aprire nuovi orizzonti, no? Ha mandato in orbita per la prima volta degli astronauti non professionisti, dei civili, li ha mandati in orbita con un'astronave. Sta progettando di mandare una sonda entro un paio d'anni su Marte, e entro 4 anni mandare degli uomini. Entro Quindi una ventina d'anni il fatto di cominciare a colonizzare Marte. E ora, queste sono cose che sono riconosciute come credibili, cioè non è sempre lì, può piacere o meno, ma fa personaggi che fanno. Ecco, quindi anche in questo caso c'è una travisazione della realtà da parte dei nostri giornali che come dire, ha le basi di argilla, ecco, diciamo così. Da ultimo vorrei segnalare un'ultima cosa, che è il nostro Ragioniamoci sopra con Giuliano Zulin, di Giuliano Zulin, che è la rubrica che Giuliano tiene sempre parlando di autonomia differenziata. E qui andiamo proprio nel campo del nostro interno. E Zulin nota 2 cose piuttosto interessanti e a loro modo anche divertenti, che le contraddizioni della sinistra riguardo all'autonomia differenziata stanno continuando, proprio perché alla radice, alla fine, loro la volevano e poi dopo non l'han voluta più. Però le ragioni per volerla continuano a prevalere su quelle di non volerla più. E allora cosa succede? Che per esempio nel caso dell'alluvione dell'Emilia Romagna, quando abbiamo visto che c'è stato questo balletto fra lo Stato e le regioni nell'attribuire responsabilità, vi abbiamo dato dei soldi, non li avete spesi, sì, ma non erano abbastanza, no? Su tutto quello che è accaduto e quindi quello che è stato dato, quanto è stato fatto. Alla fine dei conti una riflessione piuttosto immediata è: con l'autonomia differenziata tutto questo non sarebbe successo, perché tutto quello che diatriba fra Stato e regioni sarebbe stato risolto alla base. Inoltre c'è anche da dire che la regione Emilia-Romagna, che è governata dalla sinistra dalla sua nascita, no, ha avuto da ridire sul fatto che ci fosse un'ingerenza dello Stato nella fattispecie generale Figliuolo, le cui qualità le abbiamo già potute apprezzare in tempo di Covid nella gestione dei vaccini. E hanno contestato il fatto che c'era troppa ingerenza dello Stato in questa situazione. Allora la domanda è: ma la volete o no 'sta autonomia qua? Perché allora, se si tratta di fare delle regole generali, no, vi buttate a firmare per il referendum. Però quando succede a casa vostra volete gestire tutto da soli, in autonomia, come sarebbe se ci fosse l'autonomia regionale. Questo è un caso. Il secondo caso poi quello invece è quello della Campania, no, che da un lato c'è addirittura questa curiosa alleanza fra Matteo Renzi e Vincenzo De Luca, che è il governatore della Campania, per spingere il referendum anti-autonomia. Però poi si comportano all'opposto sulle ZES, le zone economiche speciali. Okay? Sono quelle 8 regioni, no, dove ci sono sgravi fiscali e vari vantaggi, un pacchetto di vantaggi della ZES, no? Perché? Perché avrebbero un coordinamento unico, avranno un coordinamento unico da Roma, ci sarà una specie di cabina di regia, no? E allora a quel punto lì questa cosa all'amministrazione del Campana non sta bene, no? Tanto che sta addirittura valutando un ricorso alla Corte Costituzionale perché alcune delle norme che riguardano proprio le ZES sarebbero lesive, dice lui, gravemente lesive delle prerogative della regione. E anche qui di nuovo ci siamo. Cioè, se la Lombardia, il Piemonte o un'altra regione chiedono il rispetto delle loro prerogative, allora vogliono sfasciare l'Italia. Se invece le prerogative sono quelle del governo della Campania, che è di sinistra, che è De Luca, allora a quel punto lì non vogliono più non è più la secessione dei ricchi, la guerra fra nord contro il sud, no? Vuol dire che Roma mette un piede nelle loro amministrazioni, anche se per favorire il loro sviluppo attraverso gravi fiscali e contributivi, a carico oltretutto della fiscalità generale, a questo punto però diventa subito una lesa autonomia regionale. La domanda è allora: la volete o no questa autonomia? No? È intermittenza, è orologeria.
Dipende chi c'è al governo. Giuliano Zulini io lo amo perché ha detto poi quello che pensiamo tutti quanti e ve lo ha raccontato, e lo potete riascoltare proprio sul sito radiolibertà.net. Sull'alluvione il PD vuole l'autonomia, decidetevi. Andate ad ascoltarvi questa puntata perché, come al solito, da giornalista economico e da grande esperto dell'autonomia, ci regala sempre delle pillole piuttosto interessanti e che pochi riescono a dire. E sono argomentazioni importanti poi per controbattere chi incontrerete oggi nei prossimi giorni proprio sull'autonomia. Grazie a Beppe Braga. Grazie buon a lavoro. voi e grazie a Sammy, a domani. Alla prossima, ciao. Qui Parlamento. Dichiarazione di voto, l'onorevole Rossano Sassoni ha facoltà. Prego. Grazie Presidente. Sentire parlare di comicità e di scuola da parte di un movimento che ha espresso un ministro che è, voglio dire, agli annali delle cronache, quasi dell'avanspettacolo, poi è stato fatto un riferimento ad un concorso del 2017, ma Presidente, per suo tramite, mi rivolgo ai colleghi del Movimento 5 Stelle, ma voi veramente citate quel concorso dove il vostro ministro autorizzò lo scorrimento di una graduatoria tale fino al punto da assumere se stessa? Fu un caso eclatante di conflitto di interessi, per cui almeno in questo caso lasciate perdere, non affrontate quel tema perché fate sempre brutte figure. No, colleghi, per favore, Detto facciamo questo, svolgere la dichiarazione nello stesso silenzio con la quale avete svolto la vostra. Prego. io mi sono rivolto alla Presidenza. Per favore, no. Si fa silenzio come hanno fatto silenzio gli altri. Prego. Grazie Presidente. Viviamo in una società dove l'aggressività è ovunque e dove i giovani sono i primi ad essere investiti da certi modelli negativi. Pensiamo ai fenomeni musicali che inneggiano la violenza, all'uso delle armi come status symbol, alla violenza nell'ambito della coppia e contro le donne, alle fiction e ai tanti modelli negativi che intossicano la nostra società. Il rischio dell'emulazione è quindi preoccupante. E di fronte ai ripetuti fenomeni di danneggiamenti nelle scuole, di aggressione nei riguardi dei docenti, del personale ATA e dei dirigenti scolastici, sia da parte degli alunni che dei familiari, di fronte a immagini di scuole devastate, con computer, lavagne sfasciati, immagini di teppismo e di negazione del diritto allo studio, quindi vandalismo allo stato puro, il governo e il ministro Valditara hanno deciso di intervenire con la proposta che stiamo discutendo, ma non solo su questo, anche su altro. Prima ancora, ad onor del vero, il gruppo parlamentare della Lega aveva presentato e fatto approvare nel Parlamento una proposta di legge che inasprisce le pene per chiunque usi violenza nei confronti dei lavoratori della scuola e allo stesso tempo pianifica tutta una serie di iniziative volte alla prevenzione. Perché la scuola è soprattutto comunità educante, luogo di crescita e formazione, luogo che non può essere più violato dalle intemperanze se non violenze di pochi che restano spesso impuniti. Parliamo di situazioni che hanno inciso sulla serenità generale, che hanno privato migliaia di studenti del diritto allo studio per settimane a causa dell'azione di minoranze irresponsabili. Pertanto il governo ha deciso di porre in essere delle azioni chiare e concrete. In che modo? Molto semplice. Ad esempio, chi occupa e devasta una scuola merita il 5 in condotta e la bocciatura, e la famiglia deve rispondere dei danni creati dai pargoli, perché è giusto che non sia più la comunità ad accollarsi dei costi dei ripristini, è giusto che chi rompe paghi. Così come è giusto che se durante la lezione uno studente estrae una pistola ad aria compressa, spara dei gommini in faccia alla docente mentre svolge la sua lezione e fai riprendere la scena con un telefonino dagli amici e poi la pubblichi sui social, ti becchi 5 in condotta e rischi. Qui Parlamento. Per te, se mi versi un Campari, anche se quella che avevo ordinato era una birra Peroni, muoio per te, mentre cambio i gettoni nel corridoio, lampi campane, domani ti rapirò. Volano in alto i gabbiani, planando vicino alle spiagge di Rio.
lunghe come le tue mani, ma dove finiscono lo so solo io. Ora un mantello di stelle di pece avvolge la pedra bonita. Carmen Miranda, ci serve cachaça cantando soltanto per te. Muoio per te quando sbagli, Negroni. Anche se ho perso, riprovo domani a salvarti da questi coglioni. E solo per te nuoterò nei milioni. Nel corridoio lampi campane, domani ti rapirò. Volano in alto i gabbiani, planando vicino alle spiagge di Rio. Lunghe come le tue mani, ma dove finisco lo so solo io. Ora un mantello di stelle di pece avvolge la pedra bonita. Carmen Miranda, ci serve cachaça cantando soltanto per te. Carmen Miranda, ci serve cachaça cantando soltanto per te. Olè! Certo, chi ascolta la trasmissione di Sammy Varin lo fa anche per la musica. La musica che trasmettiamo ogni mezz'ora non l'ascoltate da nessun'altra parte, quasi mai. Perché? Perché sono soltanto artisti assolutamente sconosciuti a livello nazionale. Tutti artisti indipendenti o comunque piccolissime case discografiche che non hanno la forza, la potenza, soprattutto i danè, i soldi per farsi ascoltare su RTL, su Radio Italia, su Radio DJ, dove ben sappiamo, insomma, si deve fare business, si deve fatturare e quindi si ricorre sempre a contrattini, ci si mette d'accordo in qualche modo. Noi qui trasmettiamo tutto ciò che merita di essere trasmesso. Basta che facciate avere il vostro prodotto a Sammy Varin cercandomi sui social o scrivendo una mail a sammy.varin@radiolibertà.net. Se il vostro prodotto è interessante, se avete ancora il coraggio di parlare, io vi trasmetto e vi intervisto non soltanto cantanti, ma artisti di ogni dove, di ogni tipologia. Un artista, in questo caso un autore, che ci porta indietro nel tempo dopo aver sentito, certo, Se mi versi un Campari di Matteo Bonechi, la canzone appena udita da Prato, registrato in presa diretta per far innamorare una barista. Ah, che l'avrei voluto fare anch'io. Bravo, 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 Matteo Bonechi. Un artista che ci porta indietro nel tempo, un autore che ci fa risentire i tempi degli anni 90, lo abbiamo in linea con noi, ha scritto un libro, si chiama Paolo Berni. Ciao Paolo! Ci manca il volume, prova a vedere se devi cliccare sul microfono, c'è un bottoncino con la forma di microfono, vediamo se cliccando parte.
Al momento ancora no, vediamo un pochettino se riusciamo ad aggiustare, altrimenti lo chiamiamo, manteniamo il collegamento video e lo chiamiamo al telefono, che è un vecchio metodo che funziona sempre, lo fanno anche in Rai. Intanto io dico di che cosa si tratta, perché Paolo Berni ha scritto un thriller psicologico che si intitola Dal buio. Perché mi piace? Perché ci porta indietro nel tempo, in atmosfere che noi grandicelli, ma neanche bisogna essere vecchi per forza, abbiamo assolutamente vissuto e ricordiamo molto bene le atmosfere anni 90, che per chi è giovane è una vita praticamente, anzi non è neanche quella, nel senso che i giovani, i miei figli negli anni 90 non c'erano proprio. Noi che siamo grandicelli li abbiamo vissuti, gli anni 90 ci sembrano proprio qua dietro, ma contengono tante cosettine carine, carine, carine e quindi il fatto che vengano messe sul tavolo in questo libro che si chiama Dal buio, scritto da Paolo Berni, ci fanno veramente sognare. Lo stiamo cercando di ricontattare, Paolo. Se mi ascolti, proviamo a chiamarti tramite telefono, proprio perché il collegamento Skype pare che non funzioni, almeno l'audio. Prova ancora a vedere se parlando ti ascoltiamo. Niente da fare. Purtroppo proprio l'audio non arriva. Allora, direi che se hai il telefono operativo ti chiamiamo sul cellulare, che è la cosa migliore quando c'è campo, perché abbiamo visto l'internet è una bellissima invenzione, ma molto spesso ci sono dei grovigli in rete, no? Per cui, sai, come quando ci sono gli incidenti stradali, no? Ti becchi un codone incredibile, tutto rallenta, il traffico rallenta e rallentano anche anche i collegamenti internet. Il problema è che quando rallenta internet la prima cosa che si blocca è proprio il segnale e o si blocca il video o, come in questo caso, si blocca l'audio. Un thriller psicologico che ci riporta indietro agli anni 90, ma descritti in ogni dettaglio. Se avete nostalgia del passato, un passato neanche poi tanto lontano, è carinissimo questo libro perché ci fa godere raccontando quello che si usava fare, si usava dire, si usava ascoltare negli anni 90. Al centro della storia c'è il tredicenne Leo, che potrebbe essere anche un ragazzo dei nostri tempi, ma è ambientato negli anni 90. Cosa combina Leo? Chiaramente adesso lo chiediamo a Paolo Berni. Possiamo dire certamente che le problematiche di un ragazzo di 13 anni sono le problematiche che ci sono tutt'oggi e praticamente semplicemente negli anni 90 c'era una marcia in più, nel senso che non c'erano ancora i cellulari così diffusi a tutti quanti e quindi i nostri bambini, i nostri ragazzi non passavano la giornata attaccati al cellulare. C'erano altri passatempi, magari altrettanto pericolosi? Sicuramente no. Però era comunque un passatempo riuscire a fare qualcosa d'altro che non fosse studiare. Lo abbiamo questo Paolo? Non riusciamo più a ricontattarlo. È un vero peccato perché mi ero già preparato a farmi elencare le manie che c'erano negli anni 90, le situazioni che si creavano senza il cellulare e forse lo abbiamo. Vediamo se riusciamo. Paolo Berni, ci sei? Pronto, Ce l'abbiamo buongiorno. fatta, ce l'abbiamo L'abbiamo fatta. fatta. Ma è così, ti stavo dicendo appunto che l'internet è una bellissima invenzione che negli anni 90 però per fortuna o purtroppo non c'era così sviluppato, ma come vedi c'è il No. pro e c'è il contro. Quando c'hai un collegamento che dici c'è, sì, ma non funziona l'audio, oppure Vabbè, il bello della diretta, dai, il oppure bello c'è della l'audio ma non funziona il video. No, ma è il bello che funziona, che è così da tutte le parti, cioè che guardi Radio Libertà, che guardi la Rai, che guardi Mediaset, ci dobbiamo ormai attaccare a queste situazioni perché sono comode, certo, però non ti danno più certezza. Comunque Paolo, ti ho
presentato a dovere, ho presentato il tuo libro, nel senso che Bene, veramente grazie. ci porta indietro nel tempo e ci fa assaporare proprio gli anni 90 e ti chiedo di farci qualche esempio, cioè che cosa citi, cosa metti sul tavolo degli anni 90 tra oggetti, musica, citazioni, cioè proprio ci riporti indietro nel tempo questo ragazzino che vive negli anni 90, è come se fossimo noi che ritorniamo indietro nel tempo. Paolo Berni. Sì, allora, in un certo senso diciamo che l'aspetto della connotazione temporale, quindi inizio anni 90 con dei flashback anche negli anni 80, l'hanno reso attrattivo, diciamo, per un certo pubblico che vuole rivivere un po' la nostalgia, anche se non era il mio, diciamo, obiettivo principale. Quello che si rivive sostanzialmente è un po' tutto di quegli anni là. Però siccome la storia segue, cioè è bella carica, insomma succedono un sacco di cose. Pronto? Sì, ti ascolto. Ah, ok, no, perché mi arriva un'altra chiamata sotto che non so se è sempre il vostro ufficio, che allo Sarà stesso numero mi sarà chiamava un tuo prima. fan, probabilmente. Noi stiamo ascoltandoti Ah, ok, religiosamente. ok. Allora dicevo, i rimandi appunto agli anni 90 sono tantissimi, ma seguono sostanzialmente le giornate degli avvenimenti descritti nel libro, quindi ci sono non solo citazioni di quello che sono gli oggetti, le serie TV, che prima erano insomma molto diverse da adesso, e quindi non Facci solo qualche questo viene esempio, citato nel libro. facci godere, dai. Ma non so, per esempio qualcuno forse si ricorda le Big Bubble al gusto uva, che poi non sono più uscite, che c'erano solo negli anni 90. È vero, devo averne a E casa ancora qualcuna che erano proprio una schifezza. Ne ho provate, ma proprio Dai, non se mi ce sono l'hai andate dammela, giù. perché anche se sono scadute io le assaggerei volentieri. Fantastico. Quindi se ce l'hai teniamoci in contatto perché mi interessa. E niente, quindi quello, ma soprattutto quello che secondo me viene fuori dalla descrizione del libro sono gli usi dei costumi di quegli anni là, perché anche da quel punto di vista la società è molto cambiata, quindi proprio anche i rapporti, no? Le relazioni, ma anche proprio il comportamento delle persone è cambiato tantissimo, quindi negli anni 90 era molto caratterizzato, diciamo così. E forse eravamo anche più contenti, più felici. Anche la musica era diversa, magari veniva accusata di essere troppo Assolutamente. superficiale, eccetera. Però boh, sembrava che si stesse No, 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 meglio. ecco, guarda, con la musica apri un portale, perché ovviamente anche a livello musicale è stato citato, insomma, tantissima roba e assolutamente sono d'accordo con te, anche negli anni 80 è uscita della musica che ancora adesso si ascolta e che secondo me rimarrà, insomma, ad un livello superiore di molta musica che esce oggi, purtroppo. Certo, e la riprendono, magari ti prendono soltanto la clip e poi la inseriscono nella canzone del rapper, tanto per far vedere che non è proprio una porcheria la canzone del rapper, ma che guarda, c'è anche qualche cosa di diverso. Sì, ma tutto questo negli anni 90 tutto questo panorama per raccontare la storia del tredicenne Leo. Chi è questo tredicenne Leo? Che cosa fa? È paragonabile a un nostro tredicenne? Io ho già detto, non c'erano i cellulari per tutti, per fortuna ragazzi, era veramente una pacchia, ma c'erano sicuramente altri passatempi e altri pericoli. Paolo. Assolutamente, c'è secondo me una differenza abissale tra le generazioni di ragazzi degli anni 90 appunto e quelle di adesso. Anche i cellulari, come accennavi te, ma anche i social, insomma un po' la tecnologia che è andata avanti, ma forse anche proprio la società, al di là della tecnologia, è cambiata. Cioè negli anni 90, soprattutto nei piccoli paesi di provincia, ci si conosceva tutti, c'era molta interazione, si viveva la presenza comune, insomma, e, tanto per dire, insomma, i ragazzi, ognuno aveva il proprio punto di ritrovo, no? Quindi i ragazzi che si trovavano al bar, quelli che si trovavano al muretto, piuttosto che c'erano i gruppi. Adesso invece siamo in contatto con persone magari dall'altra parte del mondo, però
non sappiamo se il nostro vicino sta bene o sta male. Vero, vero. E quindi la storia di questo ragazzino dove porta alla fin fine? Certo, non possiamo spoilerare troppo, se no non ve lo comprate più questo libro. Dal buio si chiama così l'ultimo Dal libro di buio. Paolo Berni, Dal buio. È una storia come potrebbe essere la storia di chiunque abbia vissuto in quegli anni o comunque ci sono stati dei problemi, delle situazioni. Allora, ogni storia per funzionare ha bisogno di un conflitto e Leo di conflitti ne ha tantissimi. La storia inizia sostanzialmente con un Leo appunto tredicenne che è in guerra con il mondo e quindi è arrabbiato e violento e diciamo che tende anche ad atti di vandalismo perché di recente ha perso il suo adorato nonno, quindi vive un lutto in maniera molto conflittuale e quindi anche come protagonista non è il classico protagonista dal cuore, insomma, senza macchie e senza paura, è un protagonista cupo, oscuro, arrabbiato e questo mi ha permesso di affrontare diverse tematiche anche diciamo importanti e profonde da diversi punti di vista, perché poi ho giocato anche ovviamente con gli altri personaggi e la peculiarità della storia è che a un certo punto, diciamo, dopo la prima parte del romanzo, che è all'incirca a pagina 100, c'è un evento di rottura, diciamo, un evento drammatico. Leo viene pestato a sangue da un gruppo di bulli e rimane in fin di vita. In quelle condizioni lui sarebbe anche pronto ad arrendersi alla luce, che è pronta a guidarlo, diciamo, nell'aldilà, che lui scopre essere meraviglioso, diciamo rilassante, dove è in pace con se stesso, ma scopre sempre attraverso la luce che gli fa vedere cosa succede intorno a lui mentre lui è nel letto d'ospedale morente, scopre che Rebecca, la ragazzina di cui si era innamorato nei giorni precedenti, è scomparsa nel nulla e quindi Leo chiede del tempo, diciamo, per rimanere ancora nel mondo dei vivi, per scoprire che cosa è successo a Rebecca, per cercarla per mettersi nelle sue tracce. Dai. Attraverso questa sua nuova condizione, diciamo, di limbo tra la vita e la morte. Quindi bella direi storia. che questa è è abbastanza intensa, diciamo. Esatto, e ci mena via portandoci indietro nel tempo, facendoci riassaporare le Big Bubble all'uva e soprattutto ragazzi, per chi non c'era negli anni 90, riscoprite delle cosettine che magari non sono ancora state pubblicate su Instagram. Paolo Berni, il romanzo Dal buio non è un romanzo ma è un thriller psicologico che ci porta indietro nel tempo, scritto da un maniaco di cinema, fumetti e videogame. Seguitelo sui social perché insomma è bello anche avere delle cose in comune. Paolo Berni, dove troviamo il tuo libro? Chi lo vuole ordinare da subito, come fa ad averlo? Ma semplicemente basta cercare Dal buio su Amazon e si trova subito. C'è sia in versione Kindle digitale, che è pubblicato da Delos Digital, e che voglio ringraziare come casa editrice, perché se l'ho pubblicato alla fine anche in cartaceo è stato per merito loro, e ringrazio nello specifico Carmela Tomei che si è occupata dell'editing, e poi si trova anche in versione cartacea con copertina flessibile e copertina rigida. Signori, fate un bel regalo magari a vostro figlio, a vostro nipote, un bel viaggio a ritroso negli anni 90. Dal buio, Paolo Berni, è stato un piacere Paolo, chiaramente ci tieni informato come va a finire, poi se ti viene in mente qualche altra storia che riguarda il passato, a disposizione, noi ce l'abbiamo sempre un piede nel passato. Però noi rimaniamo in contatto perché le Big Bubble al gusto uva che hai ancora a casa lo so, adesso ho trovato un altro maniaco. Grazie Paolo, un abbraccio, buon lavoro. Un abbraccio, grazie Sammy, ciao anche a te. Ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Proprio una schifezza, ragazzi. E le Big Bubble gusto uva. 13.53, abbiamo ancora una manciata di minuti prima della pausa e poi c'è il Qui Parlamento con Simona Loizzo. C'è la festa provinciale della Lega a Cortazzone, questo sabato 28 settembre. Ne parleremo ancora perché è un bel festone provinciale. C'è Riccardo Molinari, Andrea Giaccone, parlamentare della Lega, consigliere regionale Fabio Carosso, ma soprattutto si balla con la musica del grandissimo Piero Montanaro. Mi hanno fatto avere anche il menù: 30 euro con antipasti, carne cruda, vitello tonnato, insalata russa. Primo, Thai Arena al tartufo. Secondo, arrosto di lonza con patate, dolce, bunè e bevande, acqua e vino. Ragazzi miei, Cortazzone, provincia di Asti, centro sportivo questo sabato. E poi certo, l'altro evento è per questa domenica 29 settembre a mezzogiorno. Siamo a Rovato, in provincia di Brescia. Sì, siamo perché ci sono anch'io. Presso il ristorante e birreria La Loggia di Rovato Brescia, lo Spiedo Padano ritorna con Sammy Varin sul palco a presentarvi gli ospiti politici locali, nazionali ed europei con i gadget di Radio Libertà, con l'orologio targato Radio Libertà, il portachiavi marchiato Radio Libertà e le magliette di Radio Libertà. Non dico nient'altro, signori, ma se ce la fate a mezzogiorno, domenica 29 settembre, anche per un semplice saluto, e non dovete mica per forza arrivare a pranzo, noi ci siamo. Evento invece per Novara, venerdì 27 settembre, un'altra festa delle idee 2024. Appuntamento a Novara presso il Circolo Operaio Agricolo della Bicocca, via Sforzesca 99, con Massimo Giordano, segretario della Lega della provincia di Novara. Si parla di autonomia differenziata in Piemonte, benefici e opportunità. Arriva l'assessore Marnati, Enrico Bussalino, scusate, che proprio di autonomia si intende. Alle 19.15 la pericena e poi il sindaco di Novara Canelli, Roberto Scheda, quello di Vercelli, quello di Verbania Gian Domenico Albertella e Gusmeroli, sindaco di Arona e parlamentare della Lega, con Riccardo Molinari. Se siete in zona, questo venerdì 27 settembre a Novara, Circolo Operaio Agricolo della Bicocca, via Sforzesca 99, festa La Lega delle Idee 2024. Ci fermiamo solo per qualche minuto, c'è la canzone indipendente, signori, e poi arriva la parlamentare della Lega. La canzone indipendente è di Enula, attenzione, altro nome sconosciuto, io solo ragazzi e ragazze sconosciuti, Le montagne russe di un amore giovanile tormentato, in domenica.
Brava, 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 brava Enula, e non usa neanche l'autotune, è quasi un merito oggigiorno. Domenica, canzone giovanilistica, va sulle montagne russe, va sulla giostra, guardatevi il video su YouTube, le montagne russe di un amore giovanile tormentato, e anche i nostri a volte sono tormentati, anche se siamo un po' più grandicelli. Ci ha portato alle 14, sto per fermarmi, ma mi avete fatto una richiesta e qui siamo come alle vecchie radio anni 70-80, non richieste musicali ma richieste politiche. Mi chiedete dove sarà questa sera, perché lo sapete che è da qualche parte il generale Vannacci. Questa sera, mercoledì 25 settembre alle 20:30, Vannacci arriva a Loano, in provincia di Savona, in piazza Rocca. L'eurodeputato della Lega sarà con Edo Rixi e tanta bella gente per fare il tifo per Bucci presidente. Lo sapete, si vota tra pochissimo in Liguria. Questa sera, ore 20:30, Vannacci a Loano, piazza Rocca. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dopo il grande successo del pluripremiato film Joker, l'acclamato regista Todd Phillips torna a dirigere il premio Oscar Joaquin Phoenix nei duplici panni di Arthur Fleck e Joker, con il premio Oscar Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn. Tutto il mondo guarderà Joker, Folie 2, dal 2 ottobre al cinema. Bella collezione! Vuoi raccontare come nasce Pop Music? No, questo è troppo rischioso per tutti! Ho detto solo che ho bisogno di ispirazioni! Pop Music! Bastardo! Non ho capito cosa ha detto. Pop Music! Jack La Furia, Rudy Zerbi, Luca Ward, Marco Mazzoli e tanti altri ti aspettano dal 26 settembre solo al cinema. Figo! Pop Music, Animation for Fashion. Selezione ufficiale al Festival del Cinema di Venezia. Se io ti chiedessi qual è il tuo personaggio preferito di Pinocchio, tu che mi diresti? Lucignolo. Quanto era più facile quando ero una bambina, ma adesso che sono una donna, un bel casino, papà. Il tempo che ci vuole. Io non ti lascio più adesso. Un film di Francesca Comencini, dal 26 settembre al cinema. Dal regista delle Colline hanno gli occhi Alexandra Aja e dai produttori esecutivi di Stranger Things. Quest'anno stare in silenzio non ti salverà. Il premio Oscar Halle Berry in Never Let Go, a un passo dal male, dal 26 settembre solo al cinema. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi dà il buon pomeriggio se mi ascoltate in diretta subito dopo le ore 14, ma buongiorno, buon risveglio anche a chi ci segue nella replica. Siamo in onda alle 6 del mattino e quindi bisogna rimanere svegli, tranquilli, ci penso io. Chiaro che se ci seguite in diretta potete entrare in onda con noi mandandoci un messaggio al 340 6709 659 con il vostro pensiero, anche audio o video, non facciamo differenze, oppure chiamare direttamente lo 029294 7222. Argomenti direttamente dal Senato o dalla Camera. Oggi abbiamo con noi la parlamentare della Lega, deputata della Lega, Simona Loizzo. Buongiorno Simona. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, qui con tutte le cose brutte che succedono, poi a volte ce ne dimentichiamo alcune. Medico chirurgo e deputata della Lega, Simona Loizzo. E Simona, io so che tra gli obiettivi su cui sta lavorando la Lega e il centrodestra c'è quello di garantire la sicurezza a medici e infermieri, che fino a un po' di anni fa erano considerati degli eroi e adesso troppo spesso rischiano la vita perché c'è gente che li mena, c'è gente che li minaccia, c'è gente, insomma, parliamo anche dell'ambiente sanità dove di certo non c'è assolutamente nulla e può capitare che qualche cosa non vada bene, può capitare a volte anche di morire, signori, ma pensate un po' che roba, facciamo corna e cornine e cornetti, però qui stiamo travalicando, stiamo esagerando, stiamo superando una barriera che non andrebbe superata. Simona Loizzo, cosa si può fare? Cosa pensiamo di fare?
Allora, innanzitutto parlo da medico, io sono un direttore di un dipartimento chirurgico, queste aggressioni non sono di oggi, sono soltanto in aumento per i grandi squilibri dell'area emergenza e urgenza del sistema sanitario nazionale, perché lei capisce bene che spesso i pazienti aspettano ore, giornate intere nei pronto soccorsi e questo determina ovviamente una iperattività. Questo non giustifica mai l'aggressione al personale medico e paramedico, però credo che il primo intervento che il governo sta facendo e noi come Lega Salvini Premier stiamo perseguendo sia quello di aumentare gli organici dell'area emergenza urgenza, che sono le aree dove maggiormente si verificano le aggressioni al personale, e anche favorire una contrattualizzazione diversa per le aree emergenza urgenza, anche per aumentare il numero dei medici e degli infermieri presenti, che sono visto il rischio aggressioni, visto il rischio burnout per i turni che sono sempre complessi, e anche per le gravi carenze spesso di personale e di posti di polizia interni sono soggetti alle aggressioni. Per quanto riguarda invece il fronte legislativo, è in passaggio dal Consiglio dei Ministri anche un attenzionamento legato a una sorta di DASPO, cioè utilizzare le telecamere che sono presenti nei nostri ospedali per perseguire anche le persone e gli aggressori che non sempre in fase iniziale il posto di polizia interno riesce a perseguire. Poi da quando abbiamo il Ministero degli Interni noi abbiamo aumentato di un gran numero di unità le presenze di polizia all'interno dei pronto soccorsi. È stato proprio un nostro obiettivo centrato, si parla di un cospicuo aumento che avverrà anche nel 2025 con maggiore presenza di posti di polizia nelle aree emergenza e urgenza dei più grandi ospedali italiani. E chiudo con una domanda che è più una speranza. Simona, pensi che si possa trovare la quadra anche con l'opposizione su questo fronte? Perché quando si parla di mettere telecamere, quando si parla di aumentare la polizia, non sempre loro sono d'accordo. Loro non saranno d'accordo, ma questa è un'emergenza che riguarda anche tanti ospedali che sono, ricadono in territori regionali a loro guida. Quindi delle due l'una, vogliamo fare il bene dei medici, dei nostri infermieri e anche dei pazienti, allora bisogna perseguire il DASPO e far sì che vengano soggetti a controllo e anche ad una sorta di allontanamento quelle teste calde che più volte si rendono responsabili delle aggressioni nei nostri ospedali. Quindi non c'è no way, dicono gli anglosassoni, questo è il mood che noi intendiamo seguire e che credo dovrebbero seguire anche loro. Ma chiaro, anche perché sennò questi medici, questi infermieri se ne vanno nel privato o se ne vanno all'estero, e quindi quando andiamo all'ospedale non li troviamo più. Io ringrazio la deputata della Lega Simona Loizzo. Simona, buon lavoro. Buon pomeriggio. Ciao. Buon pomeriggio. Ciao. Qui Parlamento. E anche Silvia Sardone mi scrive: Gali, Zero Calcare, Zacchi, Lucano, anche Lucano ha fatto l'appello per la cittadinanza italiana anticipata, l'accozzaglia del referendum pro cittadinanza. Ci mancavano loro, ci mancavano loro proprio, in 20 giorni 500.000 firme digitali al sapor di caviale. Perché? Perché grazie a questi ben pensanti al caviale che tanti boccaloni perché a chi? Io ho detto boccaloni? Guarda che l'hai detto tu, io non l'ho mica detto,
scherzo, per dire che avete abboccato a questi big che hanno fatto l'appello, andate sul sito abradir.it, ma su che sito bisogna andare? Cosa te ne frega? Vuoi fare pubblicità, Sammy Varin? E tutti hanno firmato digitalmente, senza neanche uscire di casa, ma è legale sta cosa? Certo che è legale, per far diventare italiani in anticipo gli stranieri. Che cosa mai servirà, ragazzi? Io devo ancora scoprirlo, ma intanto sono arrivati un fracco di WhatsApp al 340 6709 659 e devo giustamente leggerne qualcuno, perché altrimenti non vado a casa. Tutti questi fanatici della concessione facile della cittadinanza italiana agli stranieri sono gli stessi che si autodefiniscono orgogliosi cittadini del mondo, che dicono che i confini, le nazioni non esistono? Caro Luca di Bologna, sicuramente ci sono anche quelli, mamma mia se ce ne sono, ma soprattutto, ripeto, sono quelli che hanno abboccato a questi benpensanti, che loro non hanno certamente nessun problema e hanno scelto di schierarsi per una cosa che non cambia assolutamente nulla, solo una questione politica. Per fortuna che la Cassazione c'è, la stessa Cassazione che si dovrà occupare anche dell'altro referendum che la sinistra sta portando avanti per cancellare l'autonomia differenziata. Speriamo certamente che non si faccia andare a votare inutilmente i cittadini italiani spendendo un fracco di soldi. E poi, insomma, saluti anche al nostro autore Paolo Berni, che abbiamo ospitato prima. Ti ha scritto la tua compagna di banco: Paolo, il mio compagno di classe, una persona impagabile, un uomo ormai, sono passati i tempi della scuola, ma è un grande. Che cavolo, c'hai pure la compagna di banco che ti scrive. 14:11 minuti, ce l'abbiamo il Focus Emilia Romagna. Sì, ritorniamo a parlare di Emilia Romagna, mai come adesso importante. Va ora in onda Focus Emilia Romagna. Il collegamento con il territorio ritorna per parlare di quello che accade nelle nostre terre e che a volte non arriva a livello nazionale, perché c'è una cortina che io chiamo piddina, che impedisce a certe notizie di arrivare, o se arrivano vengono filtrate a modo di certi giornalisti al servizio sempre di quella parte politica. Grazie per essere con noi, prima di tutto grazie al gruppo Lega Emilia Romagna. Grazie per essere con noi, ritroviamo con piacere Emiliano Occhi. Ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Consigliere regionale della Lega, geologo, e potete immaginare quale sarà la prima domanda che farò a Emiliano Occhi, ma prima, Emiliano, abbiamo aperto le linee allo 0292947222, ci sono ascoltatori che vogliono entrare in onda. Sentiamone uno. Pronto? Sammy, sono Antonio da Venezia. Ciao caro. Venezia, ciao. E niente, volevo solamente dire un attimo, dare una riguardatina, un attimino, forse anche dare ai centri di impiego un attimino, che magari per trovarti un attimo un po' di lavoro, insomma, magari sono operati dalle persone che hanno tanto lavoro. E io volevo chiedere soltanto se, dato che se sei invalido non ti danno niente e questi qua sprecano magari i soldi per una cittadinanza a persone che hanno già tutti i diritti, non dico che non sia una cosa, per carità, però almeno riconosce che se abbiamo persone che sono amici invalidi che prendono neanche 300 euro, cioè una vergogna. Quando io sono stato dall'altra parte, sono stato un attimo in Austria, devo andare, ho preso appuntamento, scusami, col Job Center in Austria, vicino Košak, Paluzza, Udine. Io ho preso un appuntamento sul centro impiego austriaco perché non trovavo niente e ti mettono il telefono, ti danno l'offerta di lavoro, ti fanno parlare l'operaio col datore di lavoro se ha bisogno di quella persona.
non so se sarebbe una cosa giusta. Comunque tanti auguri a Salvini, a tutti voi, siete grandi, grazie. Grazie, naturalmente auguri a te di trovare lavoro. Il nostro ascoltatore cerca lavoro in agricoltura e se qualcuno ha bisogno è nei campi, deve soltanto farsi avanti e gli passiamo il tuo numero di telefono. Torniamo a Emiliano Occhi e la prima domanda, Emiliano, e già mi stanno apparendo qui WhatsApp al 340 6709 659. Dispiace ritornare sull'argomento, ma è quello che è successo in Emilia-Romagna nelle ultime settimane. La tua zona ha dovuto sopportare un'altra alluvione nelle stesse zone e spesso nelle stesse vie colpite poco più di un anno fa. E quello che ti chiedo, visto che sei geologo, che cosa può essere successo? Sempre la storia della colpa e adesso c'è il ping pong della colpa, però insomma abbiamo sentito di cittadini che dicono che a Faenza, ad esempio, non sono stati fatti i lavori sul fiume Lamone o comunque hanno lasciato accatastato una marea di tronchi che chiaramente non hanno fatto altro che disturbare il passaggio dell'acqua. Leggo una tua interrogazione riguardo il torrente Baganza, la cassa di espansione del torrente Baganza, qui siamo in provincia di Parma, è stata fatta in modo un po' strano e nessuno risponde. Attenzione, anche a Castel Bolognese, leggo il sindaco del PD di Castel Bolognese, anche qui la vasca di laminazione c'è, non c'è, non ci sono risposte praticamente, sembra che ci sia proprio una cortina piddina su certe situazioni. Lo diciamo ancora una volta, la verità sta nel mezzo, non è che siamo qua a incolpare questo o quell'altro, però ci viene in mente insomma che essendoci già passati qualcuno ci doveva pur pensare, fare in modo che questa cosa nuovamente non accadesse, soprattutto nella stessa via dell'anno passato. Emiliano Occhi. Bene, allora sicuramente bisogna distinguere tra quello che si poteva fare in quest'anno e mezzo e dalle foto anche che mi mandano i miei colleghi di Faenza. Sicuramente qualcosa si poteva fare di più. La pulizia dell'alveo anche a monte non era completa e tutti hanno potuto vedere ovviamente le foto dei tronchi accatastati. Verificheremo anche che per esempio la ricostruzione di quelli che sono anche le difese arginali degli argini e anche la difesa di quelle che sono da parte di quelle che sono le specie selvatiche che distruggono gli argini, le specie fossorie, no? Le famose nutrie, ma non solo, gli istrici, i tassi, sia stata fatta in maniera corretta in quest'anno e mezzo. E questo è un tema. Bene, quello che si poteva fare in quest'anno e mezzo eventualmente è stato fatto male, non al massimo. Ma il tema principale, che io ho provato ieri nel mio intervento che ho fatto in aula, l'ultima, probabilmente sarà sicuramente l'ultima aula prima delle elezioni, è questo. Noi che siamo della Lega, e lo diciamo da 30 anni, in questo paese noi non possiamo più spendere i soldi del nostro bilancio e lo dobbiamo a partire dai famosi Ciampi, Prodi e poi Monti, l'austerity, l'euro. Bene, il presidente facente funzione, la Priolo, anche quando era assessore, ci dice servono soldi, 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 soldi. Bene, questi soldi non li abbiamo più, perché noi abbiamo adesso il nostro governo che è lì che con questo nuovo PSB, il piano strutturale di bilancio, siamo lì a centellinare i milioni di euro. Noi abbiamo visto che in questi trentennio non si fanno più infrastrutture e l'abbiamo visto col Ponte Morandi, non si riescono più a mantenere le infrastrutture autostradali, quindi altro che dissesto idrogeologico. Anche se finalmente si riuscisse a convincere i governi, tutti, a investire sul contrasto al dissesto, mancano i soldi. E chi è stato quella forza politica che in questi 30 anni ha più spinto sull'austerity, sull'Europa, sulla spending review? Il PD.
Ci hanno detto ieri, si lamentavano che non ci sono più le province. Chi l'ha fatta la riforma delle province? La Lega? L'ha fatta la Lega? E la riforma che ha impedito, che ha fatto, diciamo, la famosa sempre l'austerity, no? Quella che ha impedito di assumere negli uffici pubblici, che ha distrutto un'intera classe di tecnici che adesso devono fare i progetti, perché oltre ai soldi manca anche la progettualità per fare i progetti delle casse di espansione e tutti i vari interventi per il dissesto. I comuni, le province, non c'è più nessuno, si è perso il know-how dei tecnici. E chi l'ha fatta questa riforma? La Lega? No. Chi è che per 30 anni ci ha detto che la spending review, che bisognava contenere il debito, che bisognava entrare nell'Europa Unita, che bisognava entrare nell'euro? Chi è stato? Il PD, questa, diciamo, questa sinistra globalista che la Lega combatte da sempre, e adesso vogliono i soldi per le opere? Quindi distinguiamo le cose. Quello che si poteva fare in 1 anno e mezzo, bene, verificheremo, è stato fatto poco, ma anche le infrastrutture non sono state fatte, mancano i soldi, bene, per colpa di questa sinistra, e anche quando ci fossero stati i soldi, questa sinistra emiliano-romagnola è stata ostaggio dei Verdi e di una componente estremista ambientalista che dice nelle infrastrutture non crede. Allora noi dobbiamo anche dire la verità agli italiani e diciamo la verità ai padani. Perché padani? Parlo di padani. Perché nel bacino padano si concentra la più grande attività agricola, industriale, agroindustriale, economica del nostro paese, ed è sicuramente una zona fragile dal punto di vista idrogeologico. Abbiamo le Alpi, gli Appennini e la pianura padana, e tutto scarica appunto in pianura padana. Se l'umanità, diciamo, l'umanità padana vuole continuare ad abitare in questa zona, sicuramente bisogna fare delle opere. Hanno iniziato i benedettini a fare le opere, che c'erano anzi i romani e poi i benedettini a fare le opere di bonifica. Se i Verdi ci dicono che noi dobbiamo emigrare in un'altra zona del mondo, bene, ci vadano loro. Ma se la politica decide che in quest'area dobbiamo rimanere la seconda manifattura d'Europa, dobbiamo rimanere in un'agricoltura di grande qualità, un'agricoltura comunque intensiva, importante, zona del Parmigiano Reggiano, del Grana Padano, delle grandi eccellenze suinicole, bovine e tutto il resto, noi dobbiamo fare delle opere idrauliche. Ovviamente noi italiani eravamo al top nel mondo nelle opere idrauliche, nella costruzione di invasi, di dighe. Andiamo a costruirle in giro per il mondo e noi lo facciamo più in Italia. Bene, stiamo distruggendo il nostro patrimonio, lo abbiamo distrutto anche il nostro patrimonio di know-how universitario. Ecco, la politica doveva fare delle scelte, non le ha fatte perché è andato dietro alla politica del green. Ma queste sono le scelte politiche. Vogliamo rimanere in questo paese, nel bacino padano? Bene, si fanno le infrastrutture, l'ingegneria idraulica permette di fare quelle opere che ci permetteranno di rimanere in questo territorio anche svantaggiato, perché non siamo in una pianura russa, in una pianura ucraina, in una pianura cinese, piatta, perfetta. Ci sono i fiumi, ci sono le Alpi, gli Appennini che scaricano quantità di acqua incredibile. Quello che è avvenuto in Romagna e che può avvenire in Veneto, che avviene in Lombardia, può avvenire ormai tutti gli anni, è più frequente. Certo, il clima è cambiato, non è la fine del mondo, ci dobbiamo essere pronti. Il clima è cambiato nel 300, è cambiato nel Medioevo, è cambiato nell'800, dobbiamo essere pronti a resistere e a cambiare. Noi con la nostra ingegneria siamo in grado di farlo, punto. Se poi qualcuno vuole dire che dobbiamo aspettare la CO2, che dobbiamo aspettare la fine del mondo, allora se ne vadano loro. Noi vogliamo rimanere un grande paese industriale, agricolo, economico e tutto il resto? Facciamo le opere, siamo in grado di farle. Poi i soldi sono loro che ci hanno impedito, il PD che ci ha impedito di spendere i nostri soldi. Questa è la grande verità che nessuno si vuole sentire dire, tranne la Lega che lo diceva da 30 anni fa dal palco di Pontida, e noi lo ricorderemo sempre. Emiliano Occhi, consigliere regionale della Lega in Emilia-Romagna. C'è forse una chiamata in attesa allo 0292947222. Pronto? Pronto, ciao, sono Mauro di Reggio. Poi Mauro. Vedi, anche Emiliano Occhi non so di dove sia, se è romagnolo o emiliano.
Perché l'Emilia Romagna viene considerata una regione unica da quando nel 1970 è stata fatta. Però c'ho esperienza abbastanza anch'io, perché ho 69 anni, ho girato tutto. Ti posso dire che sono due regioni diverse. Sono diverse storicamente, perché fino al 1861 la Romagna era nelle legazioni pontificie, quindi non ci hanno mai fatto assolutamente niente. Mentre invece Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza fanno parte, diciamo, un po' per conto loro, sono Emilia. In effetti c'è chi dice che se vai lungo la via Emilia e hai sete, se ti fermi a chiedere da bere, se ti danno un bicchiere d'acqua sei in Emilia, se ti danno un bicchiere di vino sei in Romagna. Questo per prendere in giro noi emiliani, che siamo un po' tirati. Ma c'è da dire una verità anche, che noi abbiamo le città nostre che sono ristrette contro la prima fascia di Appennino, cioè dove comincia il piede dell'Appennino. Piacenza che ce l'ha molto alto, Parma, Reggio Emilia e Modena. Modena c'ha le casse d'espansione, perché quando hanno fatto la 22 ci sono a Cittànova e dalla parte di Reggio Fontana e Reggio Emilia ci hanno cavato via tanta di quella ghiaia per fare l'autostrada, che ci hanno fatto obbligatoriamente degli enormi laghi che sono le casse d'espansione. In più hanno fatto quella del Panaro a sud, che così loro sono a posto, perché altrimenti anche Modena andava sempre sott'acqua. Reggio Emilia negli anni 70 ha un torrente che corre, che è il Crostolo, il piccolo dal medio Appennino, però contro il ponte che è stato deviato all'inizio, all'imbocco della città, c'era venuto dentro l'acqua. Ci sono stati 3 morti negli anni 70 perché avevano costruito dentro l'alveo. Su di sopra hanno poi fatto le casse d'espansione. Quella del Parma non l'ha mai fatta, perché c'è il Parma che confluisce col Baganza che viene giù da Berceto e non so come sia. Piacenza c'ha il Trebbia che viene giù forte. Il Taro, se tu vedi dove c'è l'imbocco dell'autostrada del Sole fino a Fornovo, che è piatto, è pieno di casse d'espansione. Grazie caro, perdonami, ti tagliamo perché siamo un po' lunghi. Intanto stiamo mostrando, chi ci guarda in TV, il fiume ostruito da una diga di alberi, il fiume Lamone, e chiaramente ora il PM sta facendo un sopralluogo per capire perché i danni a Traversara sono stati enormi. Prendiamo un'ultima telefonata, no, non c'è, allora faccio replicare naturalmente a Emiliano Occhi e no, attendiamo un attimo che forse prendiamo un'ultimissima telefonata. Fatto sta, prima scherzavamo ma mica poi tanto, questo PD, questa sinistra non si capisce se l'autonomia la vuole o non la vuole, perché forse se ci fosse stata l'autonomia ci sarebbero stati molti meno danni e molte meno polemiche, molto meno ping pong. Ma prendiamo l'ultima telefonata. Pronto? Buongiorno, Semmi carissimo, Ciao. sono Vittorio della Sicilia. Ciao. Io è inutile a parlare del largo del consigliere dell'Emilia Romagna, e quale ho qualche amico e qualche parente che lavora a Bologna, e giustamente ci faccio io i miei punti di vista per convincere di votare a noi, giusto? Allora, voglio dire soltanto al consigliere che condivido tutto dell'Emilia Romagna, con una sola esclusione: la sigla non è verdi, sono rossi, come diceva l'Andreotti, diceva questi sono verdi di fuori e rossi di fuori, quindi sono rossi assoluti e ci stanno distruggendo, va bene? E poi diceva di dietro. Questo era il campo largo, non è un campo largo, è un'associazione o una mucchiata del disonore politico. Ho chiuso, non devo dire niente. Grazie Buona caro, giornata. grazie caro, buona giornata. Ricordiamo che anche in Emilia Romagna, soprattutto in Emilia Romagna, si vota, e se non erro la data è la stessa ufficializzata dall'Umbria, 17 e 18 novembre, è giusto? Sì, esatto. Emiliano, gli ultimi 2 minuti per te, se vuoi rispondere a questi ascoltatori, e poi chiaramente, insomma, le polemiche dispiace farle perché è ancora tutto lì in mezzo al fango, però una domanda che ci siamo fatti tutti quanti: come mai ancora una volta non si è riusciti a mettere le mani avanti in questo caso? Emiliano Occhi.
Appunto, sicuramente i tempi sono stati molto stretti tra questo evento e quello precedente, e la pulizia non era ancora completa, sicuramente c'era ancora tanta gente che ha investito altri soldi per pulire, però devo dire questo: questi eventi potrebbero essere più frequenti nel tempo, ma queste persone stanno pagando una indolenza di questa regione che non ha messo le mani avanti per tanti e tanti anni. Diceva giusto il signore siciliano, in realtà i Verdi sono una componente, a parte il partito in sé, Europa Verde, ma è una componente fortissima all'interno del PD, all'interno di altre componenti che hanno sempre governato la maggioranza di centro-sinistra anche nelle passate legislature, ma che adesso con l'entrata della Schlein nella segreteria hanno una fortissima componente, diciamo, anti-infrastrutture anche all'interno della dirigenza stessa del PD. Quindi attenzione anche chi voterà alle prossime elezioni regionali, perché il PD che è uscito dal congresso non è il PD di Bonaccini, è un PD ancora più estremista. E venendo al signor di Reggio Emilia, sì, io sono di Parma, quindi conosco bene sia Parma che Reggio Emilia, mi sto battendo per esempio per la diga di Vetto, conosco molto bene la diga di Vetto e insieme proprio al ministro Salvini stiamo cercando di fare una diga importante, non come vogliono fare la regione per esempio, che vuole fare una piccola diga inutile che non servirà al territorio, non servirà a niente. È una battaglia che stiamo portando avanti insieme al ministro Salvini, anche qui contrastando una idea politica che non vuole le infrastrutture, che dice che le infrastrutture non servono, e anche la diga di Vetto al confine nelle province di Parma e Piacenza dovrà servire anche per il contenimento delle alluvioni. Quindi è un'impostazione che noi vogliamo dare diversa da quella che ha sempre governato questa regione, e dobbiamo chiedere ai cittadini di darci finalmente fiducia, una fiducia che finora hanno riposto nelle persone sbagliate, ma non solo per quest'anno e mezzo, dagli anni 70, perché governano questa regione dagli anni 70 e hanno dimostrato insomma di avere pianificato male le opere e la pianificazione territoriale in generale. È chiaro, lo scoramento dei cittadini dell'Emilia Romagna è forte, fortissimo, e vediamo se si tradurrà in una scelta politica diversa. Ricordate ascoltatori, 17 e 18 novembre si vota anche in Emilia Romagna, oltre che in Umbria, e se avete parenti o amici da quelle parti è il caso di farci una chiacchierata. Io ringrazio per il momento il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi, sempre prezioso. Se vorrai ci risentiremo nelle prossime settimane. Grazie, arrivederci. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ben ritrovati cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Tra i prodotti importanti che noi stiamo preparando per l'autunno e l'inverno spicca, 18 anni che noi ce l'abbiamo, ve lo proponiamo, quindi non è una cosa nuova, una cosa importante, sempre molto interessante. Il nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. Parentesi, noi siamo distributori unici del nostro sciroppo per tutta l'Italia. Non cercatelo perché non lo trovate. Quindi parliamo di un prodotto molto importante che all'interno del 20% di bava di lumaca, il principio attivo della bava di lumaca, il timo, la verbena, l'altea, il papavero. E che cosa serve? Per calmare la tosse grassa, la tosse secca e fluidificare il catarro in eccesso. Quando non sono malattie, il catarro, la tosse non sono malattie, sono mali di stagione che però insomma col tempo rompono un po' i maroni. Detto questo, cosa vi devo dire? Noi lo stiamo preparando, il Bronco Free. Se lo volete, 57 euro, 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Come si assume? Prima di coricarsi sarebbe meglio, poi sulla boccettina c'è il misurino. Voi ne prendete un misurino, andate a fare le nanne, la bava di lumaca, i suoi principi attivi, fluidifica il catarro, lo rende molto più morbido e voi, per facilitare l'espettorazione, voi la mattina tossite 3 colpi di tosse e eliminate il catarro in eccesso. Il timo, la verbena, l'altea e il papavero sono coadiuvanti per la tosse, sono erbe importantissime che vi fanno calmare, quindi dormite anche meglio. E chi dorme bene di notte è meno
di giorno, avete capito. Quindi attenti, però cosa succede? Non è che io trovo il timo, la verbena, la tè, il papavero, la bava di lumaca così. Sono prodotti importanti e devono avere dei principi attivi importanti. Se lo volete, chi lo conosce già, chi lo prende ormai da 18 anni, io quest'anno faccio il prezzo dell'anno scorso. 57 euro, 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Chiamate 030 68 40 408. Quindi Bronco Free, la ricetta antica delle Alpi, bava di lumaca e timo verbena al tè papavero, il resto non ve lo dico perché la concorrenza mi sta ascoltando. 57 euro, siete a posto, tosse grassa, tosse secca, catarro, anche chi fuma tanto, gli ex fumatori, insomma 030 68 40 408. Dite ascolto Radio Libertà, il trasporto per voi è gratuito. Alla prossima. Qui Parlamento. O al massimo, se prendi 6 o 7 in condotta, in rispetto del principio di giustizia riparativa e di cittadinanza solidale, non te ne stai comodo a casa sospeso a giocare davanti alla PlayStation, ma ti rendi utile alla collettività. Vi fa tanto paura questo concetto? Il governo ha voluto, grazie al ministro Valditare, grazie alla Lega, far sentire ai docenti la vicinanza dello Stato. Lo ha detto prima, chi aggredisce un professore aggredisce lo Stato, quindi non deve rispondere soltanto dei danni causati al docente, ma anche alla scuola, perché con l'aggressione viene messa in discussione l'autorevolezza della funzione educativa. E guardate, sempre per suo tramite, Presidente, lo dico ai colleghi delle opposizioni, il rispetto del principio di autorità non è un feticcio della destra, non è un feticcio della Lega, è un principio basilare della nostra democrazia, perché senza il rispetto del principio di autorità c'è l'anarchia, magari a qualcuno di loro potrà piacere, ma a noi non lo riteniamo giusto. E il disegno di legge di cui discutiamo interviene anche con l'aggiornamento della disciplina in materia di comportamento degli studenti, al fine di ripristinare la cultura del rispetto nell'ambiente scolastico, di affermare l'autorevolezza dei docenti e di rimettere al centro il principio di responsabilità, istituendo così serenità all'ambiente di lavoro degli insegnanti e di tutto il personale. È un tassello indispensabile di quel complessivo disegno di riorganizzazione e riqualificazione della scuola italiana a cui sta lavorando sin dal suo insediamento il ministro dell'istruzione Valditara, al quale va davvero il sentito ringraziamento come gruppo Lega. Le opposizioni cosa hanno fatto? Durante la discussione generale, ma anche questa mattina, hanno parlato di tutto, hanno parlato davvero di tutto senza entrare mai nel merito del provvedimento. E hanno parlato di un approccio sanzionatorio, punitivo. Eppure questa proposta prevede dei meccanismi di recupero che coinvolgono lo studente in attività didattiche, oppure nei casi più gravi di allontanamento dalla scuola in attività sociali presso strutture convenzionate con le stesse istituzioni scolastiche. Si cerca in questo modo di favorire i processi di riflessione critica e di autovalutazione degli studenti sul proprio operato. Sono necessarie, Presidente, azioni concrete, chiare e dirette per indicare ai giovani la strada, ma serve anche una riflessione culturale. Bisogna ridare valore al principio di autorità. Quando un'autorità è legittima, lo ribadisco, è un elemento essenziale per il funzionamento di uno Stato democratico. E questa riflessione deve riguardare anche le famiglie, i genitori, che troppo spesso si limitano ad essere amici dei figli, troppo spesso fanno i sindacalisti dei figli, genitori che non capiscono che essere troppo amici dei ragazzi, soprattutto se adolescenti, non fa l'interesse dei propri figli, genitori che purtroppo a volte rompono quel patto, quell'alleanza con la scuola, giungendo addirittura ad andare a scuola a prendere a sberle la signora maestra perché ha messo una nota ad un bambino. Qui Parlamento.
Interessante la canzone, li perdoniamo anche se hanno usato l'autotune. Si chiamano White Shark, tutto attaccato. Il pezzo intitolato Shark Star è un inno alla potenza interiore, al potere individuale, alla capacità di risalire a galla, cosa che dobbiamo cercare di fare quotidianamente, anche e soprattutto da queste parti. Con il buon pomeriggio rinnovato, sono Sammy Varin, questa è Potere al Popolo, anche io sono, eccolo qua, il volantino, eccolo qua, plastificato, che trovate in distribuzione in tutti i gazebo della Lega in questi giorni, soprattutto in questo weekend. Anche io sono colpevole di avere difeso l'Italia. Guarda che questo è da collezione, ragazzo mio, questo è plastificato da mettere sul comodino, è un momento storico, perché proprio mentre Matteo Salvini sta per andare in galera, con quanti milioni che rivogliono questi, mamma mia ragazzi, e quegli altri, i benpensanti al caviale, hanno portato avanti il referendum per dare la cittadinanza in anticipo, perché 10 anni sono troppi, diamola dopo soli 5 anni, un messaggio terribile che vogliamo dare a tutto il mondo. Chiaramente non ne arrivano ancora abbastanza, facciamone arrivare ancora di più. Lo chiederò tra poco all'ospite che arriva nel Focus Lombardia. Va ora in onda Focus Lombardia. Proprio così, cosa sta succedendo nelle nostre città? Anche perché persino in Lombardia ci sono delle città dove la sicurezza è assolutamente fuori controllo e purtroppo a combinare guai troppo spesso sono proprio i famosi immigrati di seconda, terza generazione che pensano di non rispettare le regole, e noi che le regole le stiamo mettendo, le vogliamo far rispettare. Oggi che è arrivato il DL sicurezza in Senato, i sindacati sono scesi in piazza. Ma che cavolo c'entrano i sindacati? Fammi salutare, ben ritrovato al segretario della Lega di Varese, Marco Bordonaro. Ciao Sammy, ciao a tutti, che bello essere ancora su questi canali, che bello che ci sentiamo ancora tramite questa bellissima radio. Bordonaro è un cognome che significa tantissimo, soprattutto per chi ha vissuto questa radio un po' di anni fa, quando ci chiamavamo Radio RPL, Radio Padania Libera, e in generale quando si parla di Lega. Marco Bordonaro, come sta cambiando anche la tua città, Varese, ancora una volta amministrata dalla sinistra, e dove ci sono problematiche che uno dice: ma non stiamo mica parlando di Varese, è possibile? Ma parallelamente io ho letto l'altro giorno anche a Lecco, signori, gruppo di ragazzini magrebini semina il panico lanciando sassi sulle bancarelle del Lungolago. Cioè robe che uno dice: ma questi pensano di rimanere impuniti, di essere perdonati perché sono magrebini, e che poi giocano anche con i nostri ragazzi, li insegnano come si vive. Bordonaro, mi fermo, parliamo certamente della tua Varese e anche nostra. Io abito in provincia di Varese, a Cassano Magnago. Pare che la situazione sicurezza a Varese stia davvero partendo per la tangente, si ha paura a frequentare alcune zone. Guarda, è già successo. Io ho delle sollecitazioni persino della gente che orgogliosamente ha votato il PD, che mi scrive inferocita, incazzata nera, perché ha paura di uscire di casa e perché non si riconosce più in una sinistra che parla di cittadinanza facile. Proprio stamattina ho ricevuto dei messaggi inferociti di persone che non sono assolutamente di destra e ne votano Lega, però ormai non si riconoscono più in una sinistra che difende le persone che stanno creando questa insicurezza totale nelle nostre città. L'altro giorno è successo uno spiacevole fatto di tavolini divelti, di disordini, di un uomo che è andato in escandescenze. Non abbiamo fatto in tempo a mandare un comunicato stampa per denunciare la cosa
sollecitare il sindaco a fare qualcosa di più, che è successa una rapina in pieno centro. Cioè ormai non siamo neanche più dietro la cronaca. E per una città come Varese, che è tranquilla, è sempre stata tranquilla, signorile, residenziale, per noi è un grande shock. Eh sì, ci rimaniamo tutti a bocca aperta davvero, perché sembra che manchi il controllo, o che proprio, ripeto, si voglia perdonare i gesti di questi ragazzini che, ripeto, a capo di queste, possiamo ormai chiamarle baby gang, ci sono quasi sempre gli stranieri di seconda, terza generazione che comandano, sono loro i capibranco, e che troppo spesso insegnano ai nostri figli come si deve vivere, o li minacciano se non vivono in un certo modo. Adesso poi arriva la notizia dell'accozzaglia di big di una certa sinistra, ma loro non lo dicono che sono di sinistra, però parlano come se lo fossero, per fare il referendum pro cittadinanza, per far sì che si diventi italiani soltanto dopo 5 anni di permanenza nel nostro paese anziché di 10. Tutti ben pensanti al caviale, tutta gente assolutamente, sempre quelli che non hanno nessun problema perché vivono in centro, nelle periferie, sì, magari ci hanno vissuto per qualche mese, poi sono passati a miglior vita, nel senso proprio che stanno meglio. Cosa sta succedendo, Bordonaro? Perché qui a questo punto, ripeto, ci dichiariamo tutti colpevoli come Matteo Salvini, perché noi portiamo avanti democraticamente un'idea di rispetto delle regole, delle leggi. Certo, se ce n'è bisogno ne facciamo di nuove, ci dispiace, ma insomma ci sono delle emergenze a volte che bisogna in qualche modo, cioè, o applichiamo ordine e disciplina e tiriamo fuori l'olio di ricino, e non mi sembra il caso, anche se a qualcuno piacerebbe, oppure si fanno delle leggi un po' più stringenti, chiedendo scusa certamente a chi è in carcere e magari comincia a stare stretto. Ne vogliamo costruire delle altre di carceri o le vogliamo svuotare, come dice la Salis? Bordonaro, ti sto mettendo un fracco di robe sul tavolo, ma perché vedo un pericolo anche nella stessa Salis. Ci siamo contenti che sia tornata in Italia, non è più prigioniera, ma questa tira dei sassi molto potenti. Poi la sinistra dice no, noi non siamo d'accordo con la Salis, però e voilà, e tirano l'acqua dal loro mulino. Marco Bordonaro. Guarda, semplicemente in Italia si dice in tanti ambienti della delinquenza che l'Italia è un posto fantastico, perché se delinqui troverai sempre qualcuno che ti difende. E in effetti è proprio così, perché qui abbiamo gente che difende i delinquenti, ma gente comune, per ideologia difendono i delinquenti. Sulla questione cittadinanza abbiamo visto quest'estate con l'affondo sullo New School, che era semplicemente un tentativo di accorciare i termini per la cittadinanza, ma ragazzi, 10 anni per poter chiamare un paese casa per il resto della propria vita e dare questo diritto anche ai propri figli, ai figli dei propri figli, non mi sembra un termine così lungo, anzi solo 10 anni in cui una persona riga dritto, paga le tasse, non commette crimini e poi diventa cittadino italiano e può chiamare questo paese casa per sempre. A me sembra un termine ragionevolissimo, anzi io lancio anch'io un sasso, siccome l'ha lanciato la Salis, lo lancio anch'io. Mettiamo il test come fanno altri paesi, come ha fatto il Regno Unito, come fa gli Stati Uniti, come tanti paesi civili fanno. Fai un test in cui spieghi se la cittadinanza è soltanto un pezzo di carta o se ti sei integrato con la nostra cultura, condividi i nostri valori, conosci la nostra storia. Un test molto semplice, 45 domande, come nel Regno Unito. Online c'è la simulazione di quello del Regno Unito, provate a farlo, non è impossibile. E questo secondo me deve essere l'indirizzo. Non facilitare, ma addirittura restringere. Ma chiaro, ma poi insomma
Almeno che tu sappia l'italiano, e invece no, se poi il sindaco non accoglie la domanda perché non parli neanche una parola di italiano e ti becchi l'articolo su Repubblica. E questa è la situazione attuale. Stanno arrivando WhatsApp al 3406709659, hai lanciato un bel sasso e gli ascoltatori ci fanno anche tanti esempi di quello che sta succedendo in altre zone della Lombardia. Ora parliamo di Lombardia, ma succedono un po' da tutte le parti. A oggi sull'Eco di Bergamo, mi scrive Flavio, il grido degli studenti che chiedono aiuto, non ci sentiamo più sicuri, si intervenga. E anche Bergamo, ma è un caso chiaramente, è amministrata dalla sinistra, ma poi mi state scrivendo anche da Bologna, anche lì un'emergenza quotidiana, da Roma certamente, fuori dalla stazione ormai, e che ci passa più? Ma meglio assolutamente prendere un taxi, non il treno, pericolosissimo. Succedono cose veramente indecenti, ma soprattutto la gente sta perdendo un po' la speranza. È chiaro, noi portiamo avanti democraticamente la nostra idea del rispetto delle leggi e facciamo delle leggi più stringenti, più cattive se ce n'è bisogno. Aspettiamo come andrà a finire il processo per un certo Matteo Salvini, che è il nostro processo, perché le idee di Matteo Salvini, che vi stia simpatico o no il personaggio, sono quelle di milioni di italiani che hanno votato Lega o centrodestra, o che la Lega e il centrodestra non l'hanno votata, ma alla fine la pensano così. Ricordiamolo, ancora nel prossimo weekend c'è la possibilità di avvicinarvi a un gazebo della Lega in tutta Italia. Ci saranno gazebo sabato, domenica, eccetera, e firmare per dire sono d'accordo, difendiamo la nostra libertà di pensiero, di parola, ragazzi, perché questi davvero vogliono zittirci. E solo con questo gesto date forza alla Lega e a quelle che sono le nostre idee. Poi chiaro, il passo successivo è quello di venire tutti quanti al grande raduno della Lega a Pontida 6 ottobre, quindi non questa domenica, la prossima saremo tutti sul Sacro Pratone, e anche lì ci sarà tanta Lega, tanto centrodestra, ma non soltanto, perché quelli che magari non vanno a votare da anni eccetera si sono ritrovati nelle parole della Lega di Matteo Salvini, e il fatto che uno si prenda non so quanti anni di carcere e milioni da pagare agli amici immigrati, no, agli amici degli immigrati che non hanno potuto sbarcare dalla nave per così tanto tempo, sinceramente non ci va giù. Bordonaro, gli ultimi 2 minuti per te. Chiaramente immagino che anche a Varese e provincia ci saranno gazebo nel prossimo fine settimana per farci vedere, per farci sentire, per dire non ci zittite. Allora, nei gazebo della scorsa settimana in giro per la provincia c'erano le code per firmare, parliamo di centinaia di firme. È stato un atto così forte mettere sotto processo Matteo Salvini che la risonanza è stata incredibile e la risposta della gente comune è stata altrettanto incredibile. Noi ci vediamo sabato dalle 10 alle 18 in Piazza del Podestà, in centro a Varese, sotto la sede, per capirci, con il gazebo per la raccolta firme. Venite numerosi a fare 4 chiacchiere, a firmare, a sostenere le nostre idee, perché siamo tutti sotto processo in questo momento. Siamo tutti sotto processo e può capitare a chiunque di noi per aver fatto semplicemente politica, quello che ci chiedono gli elettori, quello che insomma riteniamo giusto. E io ringrazio il segretario della Lega di Varese, Marco Bordonaro. Marco, quando passi da Bellerio chiaramente vieni giù a fare un salto, ti aspettiamo. Un saluto a tutti, grazie a tutti i nostri sostenitori, simpatizzanti e militanti che lavorano così bene. Grazie a te, Sammy. È un piacere e un onore. Marco Bordonaro e Sammy Varin vi salutano, io torno domani alle 12:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.